Gentili amici di TG Plus, ben ritrovati al nostro TG Plus Cultura e ben trovato al nostro gradito prestigioso ospite di oggi, Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission. Buongiorno. Buongiorno. Senta direttore, siamo qua con lei in diretta dall'Hotel Cortina di Cortina d'Ampezzo. Parliamo del valore del reparto cinematografico in ambito turistico. Sì, certo. Allora, la Film Commission è un organismo pubblico fondato dalla Regione del Veneto che lavora proprio sulla filiera audiovisiva, quindi in rapporto con le case di produzione, società di servizi, ovviamente per rafforzare la filiera e per attrarre produzioni sul territorio. Come sappiamo, le produzioni cinematografiche e audiovisive, quindi televisive, diciamo così, hanno un grosso impatto in primis sull'immaginario, diciamo, degli spettatori. Sono, sono opere che contribuiscono a costruire un immaginario e questo immaginario è anche un immaginario di luoghi, fatto di luoghi, non solo di personaggi, di storie, ma anche di luoghi, che si è sviluppato negli ultimi anni quella che ormai è una vera e propria disciplina che è il cineturismo, no? Quindi l'idea che delle persone appassionate o anche semplici spettatori che capitano su opere particolarmente, che li coinvolgono particolarmente, vogliano scoprire i luoghi dove sono stati girati. E questo è uno, come dire, degli obiettivi della Film Commission, della Veneto Film Commission, ma in generale delle Film Commission, cioè quello di utilizzare il mezzo audiovisivo come grimaldello per arrivare a non solo a degli spettatori, ma a dei futuri Magari potenziali poi acquirenti. ritorno al territorio. Alcuni Certo. esempi molto eclatanti di ritorno per il territorio in occasione di produzioni Film Commission. Ma allora, negli ultimissimi anni, considerato che la Film Commission del Veneto esiste da meno di 4 anni, siamo la più giovane Film Commission italiana, eh, mi vengono in mente due casi molto evidenti. Uno su Chioggia, mi piace citarlo perché è proprio di questi giorni la release, la distribuzione su Netflix di Odio il Natale 2, della seconda stagione di Odio il Natale, ed è tra i primissimi, anzi il primo italiano nella classifica delle visioni, e che rappresenta una Chioggia incantevole, come è del resto. Tra l'altro Chioggia è stata utilizzata spesso dal cinema come una sorta di sostituto di Venezia, perché ovviamente girare a Chioggia è più facile che a Venezia, è anche più economico. Certo. Però in questo caso Chioggia rappresenta se stessa, che è una cosa di cui siamo molto contenti e di cui è contenta anche l'amministrazione di Chioggia, devo dire, perché organizzano anche delle visite guidate sul set, sui luoghi, insomma, dove si svolge la storia di Odio il Natale. E questo è un caso, come dire, di cineturismo molto efficace, molto, come dire, locale. Eh, Beh, un passo dal cielo sia nelle stagioni che si svolgevano in Alto Adige, sia quelle in Cadore, ha avuto un impatto. Io parlavo con degli albergatori che mi dicevano che dopo le trasmissioni, le messe in onda di Un passo dal cielo, hanno avuto degli aumenti di accessi di Soprattutto al lago persone di straordinarie. Braies, naturalmente, super Braies sicuro. era in Alto Adige, adesso nelle ultime 2 stagioni è in Certo, Veneto, per cui sì, è il lago di Misurina, semmai, il lago di però Misurina, vabbè. sì, comunque è sempre un lago. No, Certo. comunque no, su San Vito, su tutta quella zona del Cadore hanno avuto grandissimi, Lago di come dire. Misurina, che se ben ricordo, poco prima della nascita della Veneto Film Commission venne utilizzato dalla produzione di Star Wars per il penultimo Era lungometraggio della solo. saga. Sì, era solo a Star Wars Story. E, sì, diciamo, ecco lì è un tipo di cineturismo diverso perché è più assimilabile non so, al Signore degli Anelli, per dire che ha avuto solo non è andato bene, ahimè, non è andato bene su scala mondiale, stiamo parlando comunque di film che incassano tanto. Se ben Eh, ricordo si trattava però degli ultimi Jedi, che di Degli Rian ultimi Johnson, Jedi? nella Ah, la sì. battaglia Ah. finale, sì, mi sembra fosse Ah, ok, ambientato. ok. Però Ecco, diciamo che lì si parla come dire, però un'ambientazione immaginaria, no? Perché solo gli ovviamente, appassionati sanno che venne girato in esatto, devi Italia e saperlo, specificamente a esatto. Misurina, O certo. devi avere un accompagnamento di marketing, diciamo così, a corollario del film, che è un altro lavoro ancora.